10 novembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Oggi parleremo dell'allarme igiene a Catania nei locali della Movida, poi le polemiche per i grandi marchi nel centro storico di Palermo e ancora Baudo e Musumeci. I loro esordi saranno raccontati dal magistrato scrittore Santino Mirabella. Ma cominciamo con la cronaca. Innanzitutto il maltempo. Oggi c'è il sole su Catania e su gran parte della Sicilia, ma ieri ci sono stati tantissimi disagi con diversi allagamenti, da Licata a Milazzo, difficoltà anche sull'autostrada Messina-Catania, disagi tra Ciriale e Fiumefreddo. Nel pomeriggio di ieri a Palermo una coppia con un neonato in macchina è rimasta intrappolata in via Ugo La Malfa vicino a Viale Regione Siciliana e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Vediamo alcuni momenti di questo maltempo, soprattutto ieri. Attesa e segnalata l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Sicilia, la Protezione Civile regionale aveva dato l'allerta gialla e infatti si sono verificati diversi disagi e allagamenti in alcune aree dell'isola, attivati anche 4 centri operativi comunali nei comuni di Licata, Santa Lucia del Mela, Saponara e Milazzo, mentre la sala operativa unificata della Protezione Civile regionale ha mantenuto un costante monitoraggio della situazione attraverso il raccordo con i sindaci e i presidi territoriali. Particolarmente colpita la zona di Licata, dove fin dalle prime ore del mattino sono state operative numerose squadre di volontari della Protezione Civile in supporto ai vigili del fuoco e alla polizia locale, impegnate in interventi di soccorso alla popolazione, rimozione di fango e acqua e messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite. E intense precipitazioni hanno lasciato il segno. Questa, per esempio, è la strada comunale Marcotto a Licata. Sempre nell'Agrigentino si è alzato il livello del fiume Salso. Una bomba d'acqua accompagnata da forti raffiche di vento si è abbattuta poco prima di mezzogiorno tra Cireale e Fiumefreddo, causando allagamenti e disagi alla viabilità. Le criticità maggiori si sono verificate a Giarra e Fondachello di Mascali, dove l'acqua ha invaso un sottopasso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso una coppia di anziani a bordo di una vettura in panne. Ad Acireale il vento ha divelto una lamiera installata per i festeggiamenti di Santa Venera, allagata la 18 nel tratto Giarre Fiumefreddo, vento, forte pioggia e disagi anche a Messina e Taormina, dove è crollato un albero. A Milazzo diverse strade sono state chiuse, soprattutto nel quartiere San Paolino, così come l'Asse Viario, il Castello, Palazzo d'Amigo e tutti i siti culturali per motivi di sicurezza. Nel siracusano a Mazzarrino il sindaco ha richiesto l'intervento di squadre di protezione civile per la rimozione di fango e detriti dalle strade comunali, mentre a Palermo i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere e mettere in salvo alcune persone, un uomo, una donna e un neonato di 4 mesi, rimaste intrappolate nella loro auto a causa dell'acqua alta in via Ugo La Malfa, in prossimità del sottopassaggio di accesso a Viale Regione Siciliana. Per fortuna sono intervenuti i vigili del fuoco, tutto è andato bene. Vediamo così con i quotidiani stamane. Luca. Sì, Michele, allora ti faccio vedere la prima pagina della Sicilia nell'edizione di Messina, perché diciamo la parte messinese, diciamo la riviera ionica messinese è quella che ha subito più danni da questa ondata di maltempo. In realtà poi tutta la Sicilia solo piogge abbondanti, ma il tema è che le nostre città si allagano, come succede poi, abbiamo visto nella questione di Palermo. Però qui ci sono stati effettivamente dei danni, crolla un albero davanti alla funivia, ieri era domenica, tra l'altro Taormina ci sono ancora turisti, c'è ancora movimento, via Arancio finisce sott'acqua, il violento acquazzone ha fatto riemergere nuove e vecchie criticità, quindi su questo diciamo queste sono le foto insomma che facciamo vedere, che insomma, documentano infatti la parte più tragica di questo maltempo. Poi insomma diciamo, ordinaria amministrazione, strade allagate. Ti faccio vedere per esempio anche le proteste che arrivano da Catania, perché sempre vicino Taormina ovviamente comincia la provincia di Catania e questa è la zona di Giarre e Fiumefreddo, vedete sempre sottopassi al solito allagati, una coppia di anziani messa in salvo a Mascali, strade allagate e disagi per mezz'ora di pioggia. In realtà la notizia è questa, cioè mezz'ora di pioggia combina sempre guai. Questi guai, sì.
Grazie Luca, parliamo di falsi di tendenza, era prima o poi inevitabile, le Labubu, i peluche costosi che sono diventati iconici, che ce l'hanno le star e così via, sono finite nel mercato di contraffazione. A Palermo la Guardia di Finanza è che vedete ne ha sequestrati 10.000 pezzi, erano falsi, non erano Labubu. C'è compreso un modello che nell'originale a Pechino era stato venduto per 130.000 euro. Immaginate se qualcuno c'è cascato e ha detto questo qui è quello che hanno venduto a Pechino, invece era palesemente un falso scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato sempre a Palermo i titolari di 7 esercizi commerciali. Rientriamo in studio, torniamo all'inchiesta della Procura di Palermo sugli appalti pilotati che continua a scuotere la politica siciliana. È emerso il cosiddetto sistema Cuffaro. Dopo le dimissioni dell'ex presidente della regione dalla DC non si spengono le tensioni e anche nel centrodestra adesso c'è chi comincia a spingere per l'azzeramento della giunta. Particolari. Il presunto sistema Cuffaro, così come ricostruito dalla Procura di Palermo, rischia di travolgere il centrodestra isolano. In una settimana difficile, forse la più complessa dalla nascita di questa maggioranza. Sono previsti gli interrogatori dei 18 coinvolti nell'inchiesta. Prima toccherà a personaggi minori, poi ai manager della sanità e ai funzionari delle aziende controllate dalla regione e infine a politici e loro collaboratori. Gli interrogatori si concluderanno venerdì 14 e dopo il GIP dovrà scegliere se procedere con gli arresti domiciliari nei confronti di tutti, di alcuni o di nessuno. Nel frattempo, sul fronte politico, per Schifani si tratterà di prendere decisioni difficili, fermo restando il massimo riservo annunciato dal governatore dopo le sospensioni dei dirigenti. Se l'opposizione continua a insistere sulla richiesta di dimissioni, per la maggioranza questa eventualità al momento è fuori discussione. Si parla invece a gran voce di far tabula rasa in giunta e ripartire da zero. Lo chiedono in modo diverso da una parte Fratelli d'Italia, dall'altra parte l'ex governatore Raffaele Lombardo. Fratelli d'Italia pensa a una giunta fatta interamente di tecnici per approvare la finanziaria e organizzare questo scorcio di legislatura, probabilmente per darsi anche il tempo di preparare le prossime elezioni. All'azzeramento della giunta pensa anche Raffaele Lombardo, che consiglia di chiudere anche con i vertici della sanità e ripartire da zero con persone inavvicinabili e che abbiano la competenza per mettere in atto una riforma integrale del sistema. Sullo sfondo resta una Democrazia Cristiana che dopo le dimissioni di Cuffaro convoca per la settimana successiva la direzione per tentare di salvare un partito messo alla gogna mediatica dalle intercettazioni. Vediamo cosa dicono i quotidiani stamane con Luca Siliberti. Questa è ovviamente apertura di tutti i quotidiani regionali, perché ovviamente il tema diventa giudiziario, da giudiziario diciamo, cammina, no, a cavallo tra le vicende giudiziarie e le vicende politiche. Allora questa è la Sicilia, eccolo qua, senza scudo la crisi alla regione, questa è la foto con il presidente della regione Renato Schifani, l'ex presidente della regione Totò Cuffaro al centro dell'inchiesta, senza scudo Schifani pronto a cacciare l'assessora cuffariana Albano, Nuccia Albano, alla famiglia, ma c'è anche l'ipotesi estrema, la DC fuori dal governo. Queste sono diciamo, suggestioni giornalistiche perché diciamo, è tutto un racconto fatto di retroscena. E poi dicevo c'è l'inchiesta dalle carte, dalle intercettazioni, spunta un incontro segreto fra Totò Cuffaro e la Talpa, il carabiniere, la borsa marrone, resta un mistero, insomma altri, diciamo, altri particolari dalle carte di questa inchiesta, un malloppo di oltre 1400 pagine di intercettazioni, pedinamenti, insomma che racconta 3 anni di vita dell'ex governatore della regione siciliana Totò Cuffaro. Quindi la crisi alla regione, l'aspetto politico. Stessa apertura per il giornale Sicilia, eccolo qua, la giunta regionale in arrivo, la svolta, dopo l'inchiesta shock Schifani oggi annuncerà delle novità, vedremo cosa succederà, insomma incontrerà le parti politiche, gli alleati per dire qualcosa. Probabile l'esclusione dei 2 assessori della DC, che è quello che hanno chiesto di fatto poi a gran voce tutti i partiti politici. Questo in foto è il commissario di Fratelli d'Italia, diciamo, l'alleato diciamo, forte del governo Schifani, che però diciamo, non cammina a braccetto con le idee appunto del Presidente, molti scontri anche con Fratelli d'Italia. E poi anche qui l'inchiesta, le intercettazioni, l'influenza di Cuffaro sulle nomine. Questo è
il giornale Sicilia, anche la Gazzetta del Sud, effetto Cuffaro sulla giunta, prime crepe nella maggioranza, Lombardo ha chiesto l'azzeramento del governo regionale, Fratelli d'Italia sollecita l'esclusione degli assessori della DC, l'irritazione di Schifani che farà conoscere oggi le sue decisioni. Vedremo cosa succederà, ovviamente ne daremo conto all'interno dei telegiornali. Bene, grazie Luca. Adesso parliamo di sanità, perché Italia Viva ha fatto un'ispezione istituzionale all'ospedale San Vincenzo di Taormina e sostiene che quello che ha potuto verificare rappresenta un caso emblematico che fotografa lo stato della sanità siciliana. Andiamo a vedere cosa c'era e che cosa dicono questi di Italia Viva. Barelle, nei corridoi un pronto soccorso con locali angusti e personale medico dimezzato con solo 6 medici su 12 necessari. È il resoconto del blitz effettuato da una delegazione di Italia Viva con in testa il deputato nazionale Davide Faraone e la senatrice Daphne Musolino all'ospedale San Vincenzo di Taormina. L'ospedale di Taormina ha delle gravi carenze per quanto riguarda soprattutto il pronto soccorso, per i locali che sono insufficienti e anche per il personale soprattutto medico che viene in qualche modo compensato con i contratti di una cooperativa o comunque con l'utilizzo anche degli specializzandi, ma certamente c'è bisogno di investire di più. Noi abbiamo visto una sala stanteria in pronto soccorso che è in condizioni veramente disastrose, con pazienti costretti a stare anche 3-4 giorni in uno sgabuzzino, perché questo si può definire, o le barelle strutturalmente nei corridoi del pronto soccorso, e questo è assolutamente intollerabile. E sulla cardiochirurgia pediatrica dicono un centro depotenziato dalla precarietà e da una grave carenza di medici, solo 3 in servizio rispetto ai 6 previsti, costretti a turni eroici. La situazione di temporaneità in cui è stato fatto precipitare in questi ultimi anni ha fatto sì che questo centro di fatto venisse depotenziato e dal punto di vista del personale e dal punto di vista anche dell'acquisto dei macchinari. Abbiamo visto poi una cardiochirurgia pediatrica in cui ci sono anche lì medici e infermieri di straordinaria professionalità che dedicano la vita, cioè non hanno più turni, non hanno più vita, possiamo dire. Un resoconto emblematico, quello dell'ospedale San Vincenzo di Taormina, hanno concluso i membri della delegazione di Italia Viva che fotografa il grave stato della sanità siciliana. Adesso passiamo al calcio, bella vittoria del Catania che ha battuto l'Altamura al Massimino, è finito 2-0 con i gol di Di Gennaro e Cicerelli, decisivi i cambi ed è un primato, primo in classifica il Catania, anche se provvisorio, vediamo. Si dice che una squadra forte sa vincere le partite anche quando sono scorbutiche. Dimostrazione ulteriore al Massimino, dove il Catania riesce ad avere la meglio sulla resistenza dell'Altamura, che aveva perso una sola partita negli ultimi 2 mesi. Toscano cambia davanti, Caturano dal primo minuto, poi la stessa formazione iniziale di Caserta. In avvio, dopo un'occasione ospite con Zazza scaturita da una punizione di Lepore, il Catania guadagna subito campo. Un bel lancio di Di Gennaro trova la corsa di Lunetta che dal limite dell'area fa partire una conclusione poco potente, facile per Viola. Serve pazienza, ma il Catania non riesce a muovere velocemente il pallone e a riconquistare palla sulla 3/4 difensiva avversaria. Cicerelli serve Casasola che è in fuorigioco, poi la sfera balla davanti alla porta di Viola, ma l'arbitro aveva già fischiato. Anche 2 gol annullati agli Etnei nel primo tempo e un FVS per un presunto mani di Zazza su testa di Caturano. Nella ripresa il ritmo non cresce inizialmente, Curcio scalda i guantoni di Dini, poi Lunetta trova una conclusione dentro l'area che va fuori. Il Catania continua a sbattere contro il muro pugliese, allora Toscano decide di inserire forze fresche, entrano forte D'Ausilio e Corbari. Proprio 2 degli ultimi innesti costruiscono una palla gol importante. D'Ausilio lancia per Forte che stoppa e conclude di poco a lato. Di Gennaro staziona per qualche minuto in zona d'attacco ed è lui che spezza l'equilibrio. Su cross di Casasola ci arriva il difensore degli Etnei, non nuovo a viaggi costanti nell'area avversaria, era successo a Foggia l'anno scorso. Il gol dell'1-0 fa esplodere lo stadio, la partita che era complicata si sblocca. D'Ausilio è l'altro fattore della gara, corre sulla destra e manda in mezzo dove Cicerelli anticipa il difensore avversario, dopo un impallo con il tacco va in gol. Il Massimino, vero fortino etneo, sfoga la sua gioia, il Catania riannoda subito il filo con la vittoria dopo il beffardo 2-2 di Caserta. Guarda tutti dall'alto in basso per una notte e raccoglie a ogni partita segnali incoraggianti sul futuro. A te Luca, per il calcio e tutto la rassegna stampa siciliana. Allora, il calcio partiamo dalla prima pagina della Sicilia, il Catania ruggisce con la fotonotizia dei 2 autori del gol, Rossazzurri ancora
implacabili al Massimino, 2-0 all'Altamura, e aspettano in vetta la Salernitana, che giocherà nel posticipo, quindi insomma si sta godendo per ora la vetta della classifica in solitaria. Il Siracusa invece vince e torna a sperare, ha giocato in contemporanea con il Catania, la stessa partita contro il Latina, ha vinto il proprio impegno in campionato. Allora andiamo a vedere un po' che cosa succede in Serie C, perché il Palermo, lo ricordiamo, ha già giocato sabato, ha perso contro la Juve Stabia. Catania-Altamura, il Catania impone la legge del Massimino, è praticamente un fortino lo stadio del Catania, il Cibali, e fino a questa sera è capolista. Primo tempo di fatica, nella ripresa i gol decisivi di Di Gennaro e Cicirelli, festa per i 17.000 rossazzurri che aspettano adesso il posticipo alle 20:30 tra Salernitana e Crotone. Se la Salernitana dovesse vincere ritornerebbe, come detto, in testa alla classifica. Le reazioni, eccolo qua, l'allenatore toscano è tornato cannibale, forza d'animo e lucidità per vincere una sfida difficile, dice l'allenatore, e poi insomma sottolinea quanto di buono ha fatto durante la gara. Dice: visto da Ausilio, è entrato in partita, ha inciso, all'inizio non abbiamo fatto circolare la palla al meglio, poi ci siamo rialzati, e qui c'è anche una bella intervista all'allenatore del Catania. Anche Di Gennaro, il difensore goleador, dice: vabbè, ho corso il rischio, dopo un assist sbagliato sono rimasto in area avversaria per pressare e si è trovato la palla del gol che ha sbloccato l'incontro. Contento anche il patron Pelligra, che ha fatto il compleanno, dice: ci tenevamo a regalargli la vittoria. Queste le notizie dallo spogliatoio rossazzurro. Andiamo a vedere il Siracusa, che ha giocato ieri. Siracusa dominio e tris alla Latina, al De Simone risplende l'azzurro, gara perfetta, apre Zanini dopo 29 secondi, chiude Cancelleri, in mezzo il rigore di Parigini. Andiamo a vedere la classifica, si vede forse un po' male, un po' sfocata, però insomma questa è. Catania 28 punti, Salernitana 26, se la Salernitana dovesse vincere oggi ritornerà in testa alla classifica, con un pareggio della Salernitana resterebbe il Catania avanti. Poi prossima giornata, sabato 15 e domenica 16, si legge davvero un po' male, però la partita è Casarano-Catania, si giocherà il 15 novembre, che è sabato, proprio in trasferta. Michele, a te l'Allianzi, no, continuiamo con la nostra rassegna stampa e andiamo a vedere le altre notizie della Sicilia, quindi ritorniamo sulla prima pagina del quotidiano La Sicilia. Tante notizie, diciamo, di carattere nazionale in pagina, perché diciamo, c'è il tema della manovra che vedremo più avanti con i quotidiani nazionali, la famosa patrimoniale, le tassazioni in agenda del governo Meloni. Poi ci sono le regionali, quelle più importanti in questo momento sono in Campania, dove il centrosinistra spera di scardinare l'egemonia del centrodestra, e poi le inchieste che riguardano Report e dal Report contro, in questo caso, il garante della privacy. Sono tutte messe in pagina. Giorgetti, vedete la Schlein dopo le regionali al Palazzo Chigi, Colosimo e il garante nel mirino di Report. Troviamo invece più notizie regionali nelle pagine interne, quelle di Palermo per esempio. Mercato di Ballarò, è il giorno della verità, il Consiglio Comunale, arriva la delibera decisiva, corso contro il tempo per salvare i contributi dell'Unione Europea, e poi Comune, ritardi e caos negli uffici, sono a rischio i fondi per gli anziani, l'allarme di un comitato, in bilico quasi 2,5 milioni di euro. Assessore però dice: stiamo recuperando, state tranquilli. A Sferracavallo, risse e spari per la festa, un bar chiuso 10 giorni, quindi ancora si spara nella frazione di Sferracavallo. E poi, come abbiamo visto, il maltempo a Palermo ieri, una famiglia è rimasta intrappolata in auto a causa della pioggia, sono stati salvati dai vigili del fuoco. C'era pure in auto un bambino di 4 mesi, lo abbiamo raccontato poc'anzi. Vediamo la prima pagina di Catania, ai piani alti del cantiere dell'hotel, nessuna protezione, 2 denunciati. Qui si parla di sicurezza sul lavoro. Poi un giallo, eccolo qua: cerco la persona che oggi vive grazie a Claudia. L'appello di una madre a 5 anni dalla morte della figlia e della conseguente donazione degli organi. Insomma,
questa mamma vuole insomma, in qualche modo rivedere negli occhi del fortunato ricettore degli organi qualcosa della propria figlia, o almeno immaginare questa bella storia. Insomma. Poi la polizia, eccolo qua, noi siamo ormai abituati a vedere queste auto smontate, senza fanali, senza sportelli, senza frecce, senza lunotti, eccolo qua, la polizia ritrova parti di auto rubate, le vittime possono riaverle, all'interno è spiegato come, appunto chiedendo un appuntamento telefonico alla polizia, alla squadra volanti a San Giuseppe l'Arena, previo appuntamento telefonico, c'è anche un numero, quindi chi ha subito questi furti può contattare la polizia, la squadra mobile. Andiamo a vedere invece il Giornale di Sicilia, torniamo sul Giornale di Sicilia, la politica in prima pagina, però il maltempo sottopassi trappola, come abbiamo visto, questo è quello che succede insomma, a Palermo ogni volta che piove, in via La Malfa salvata una famiglia con un neonato, crollo a Licata. Molto sport come sempre nella prima pagina del lunedì del Giornale di Sicilia, dal primo posto agli scivoloni, questo è il Palermo, il rosanero in crisi di identità. Andiamo a vedere anche, ritorniamo sulla prima pagina della Gazzetta del Sud, quotidiano dello Stretto, nelle pagine di Messina, vista la manovra, diciamo anzi la politica con gli effetti Cuffaro sulla Giunta, la manovra con Giorgetti massacrati sull'Irpef, ma pensiamo di essere nel giusto, ci sono delle notizie che riguardano Messina, Taormina, come abbiamo visto, l'abbiamo visto dalla Sicilia, ma insomma è riportata anche su questo giornale, ondata di maltempo provoca disagi e allagamenti, e poi le residenze universitarie a Messina, uno scandalo che va avanti da decenni. Possiamo vederla anche in pagina questa notizia, perché eccola qua, sì avere residenze universitarie, no a speculazioni edilizie. L'ex presidente dell'Erso Grimaudo, purtroppo si pagano le conseguenze delle politiche rinunciatarie della regione e dello stesso ente per il diritto allo studio e ci si rivolge ai privati. Qual è il pericolo? Insomma, che si possa speculare anche su queste residenze universitarie quando il pubblico non riesce a rispondere alle istanze di migliaia di studenti fuori sede, ecco arrivare il soccorso di privati con il loro business e poi faranno pagare come vogliono insomma, queste residenze universitarie. Continuano invece a Torrefaro, da Torrefaro all'Annunziata le assemblee No Ponte, ricordiamo il 29 c'è una grande manifestazione appunto per dire no al ponte sullo Stretto. L'ultima notizia la vediamo sempre dalla Gazzetta del Sud perché di spalla la notizia che riguarda Cuffaro. C'è questa notizia che riguarda la presidente della Democrazia Cristiana in Sicilia, che si chiama Laura Badessa, da 2 anni è consulente della regione, è un avvocato, moglie di magistrato, ed era insomma entrata nelle polemiche diciamo, per il suo ruolo. La presidente del Partito Democristiano, retribuita su un carico della Albano, è entrata nella polemica proprio perché dalle carte si scopre che Cuffaro aveva messo questa donna proprio perché moglie di un magistrato per tutelarsi diciamo, in salute da eventuali diciamo, controlli della magistratura. Così non è stato, insomma, però lei rimane al suo posto e tra l'altro era anche consulente dell'assessore. Grazie Luca Siliberti. Adesso lunedì 10 novembre, diamo un'occhiata al traffico in diretta. Guardate, scorrevolissimo in via Vincenzo Giuffrida, possiamo passare pure tranquillamente al Tondo Gioeni, il tempo è bello come vedete, c'è anche il sole. Ecco, qui adesso le telecamere inquadrano una zona un po' più avanzata per cui vediamo entrambe le corsie. E vabbè, cioè, ci sono molte macchine come sempre, però il traffico scorre. E poi vediamo ancora questa bella immagine dell'Etna, c'è un po' nuvoloso sul lato destro dell'immagine, ma comunque insomma si vede. Però è andata via la lava che c'era. Taormina è bellissima come sempre, però non c'è il sole. Ecco, da quelle parti lì siamo ancora nel, come dire, nuvoloso, direi piuttosto consistente. Adesso facciamo una pausa, poi con Luca torneremo per la rassegna stampa nazionale e poi parleremo di Catania con degli ospiti, gli ospiti della Fiepet Confesercenti, sull'allarme igiene nei locali della Movida, dopo alcune chiusure importanti di cui vi torneremo a parlare. State con noi, buongiorno Sicilia. A dopo. Buongiorno
Radio Sicilia è il momento della rassegna stampa con i quotidiani nazionali. Luca Ciliberti. Grazie Michele. Allora, come raccontato in premessa, in apertura, oggi insomma il racconto l'abbiamo visto anche dalle prime pagine dei quotidiani nazionali, oggi il racconto cammina diciamo sulla manovra finanziaria, sul ministro dell'economia Giorgetti che spiega insomma questa manovra diciamo nel dettaglio su chi e come andrà a incidere, sulla patrimoniale del quale tanto si parla. Devo dire che se ne parla ormai veramente da decenni della patrimoniale, una tassa sempre voluta dalla sinistra, tassare i più ricchi, cosa sempre diciamo, soprattutto in epopea berlusconiana, respinta a gran voce dal centrodestra. Però insomma questo è il racconto. Allora partiamo dal Corriere della Sera. Manovra, l'affondo di Giorgetti, noi massacrati ma siamo nel giusto. Che cosa succede? Adesso lo spieghiamo. Ridistribuire le ricchezze, dice il segretario del Partito Democratico Elly Schlein, il ministro dell'economia: chi guadagna 2.000 euro non è un benestante, l'Europa fermi l'avanzata cinese. Allora, leggiamo il sommario. Parla il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Sulla manovra siamo nel giusto, eppure ci hanno massacrati. Attenzione, piccolo inciso, il massacro non arriva però dalla parte politica contrastante, ma arriva da IRPEF, Istat, Banca Italia, Corte dei Conti, insomma questi sono tutti diciamo, gli enti, i soggetti che hanno diciamo, criticato questa manovra. Respinge anche gli attacchi, anche gli appunti di Istat e Banca Italia. Guadagnare 2.000 euro al mese non significa essere benestante. Il ministro spiega come le misure contenute nella manovra aiuteranno il ceto medio. Sui dazi rassicura: la politica tariffaria americana non sta provocando così tanti problemi sulle banche. L'invito a tornare a concentrarsi sull'attività creditizia tradizionale. E poi appunto la critica, è tutto messo nel sommario, da parte delle opposizioni. Elly Schlein dice che bisogna ridistribuire le ricchezze. Vediamola subito in pagina questa storia della manovra, così ci capiamo un po' di più. Ecco perché va difesa l'Europa fermi l'avanzata cinese. Questo è il ministro dell'economia Giorgetti al Festival Città Imprese. Interveniamo sul ceto medio perché eravamo già intervenuti su quelli svantaggiati. Era stata una delle critiche questa al governo Meloni, cioè non si era andati oltre diciamo, l'intervento sulle classi diciamo, con stipendi, diciamo, remunerazioni più basse del paese. Adesso l'intervento era sul ceto medio, l'intervento richiesto, ed è questo che diciamo, adesso si sta andando a discutere. Le misure quali sono? Le mette bene schematizzate il Corriere della Sera. Il taglio dell'aliquota che deve necessariamente scendere. Si era parlato di tassazioni più basse, però insomma adesso ci si accorda quasi per il 33%. Uno scaglione che diciamo, dovrebbe interessare chi guadagna da 28 a 50.000 euro lordi l'anno. Poi la rottamazione delle cartelle, misura fortemente voluta dalla Lega. Arriva la quinta rottamazione per i debiti dal 1 gennaio del 2000 fino al 31 dicembre 2023, ma è solo per gli avvisi bonari e con un massimo di 54 rate. Devo dire che comunque impatta molto. Il limite alle detrazioni: contribuenti con redditi personali superiori a 75.000 euro perderanno progressivamente il diritto ad alcune detrazioni fiscali, perché anche questo diciamo, era una particolarità, diciamo, anche i super ricchi potevano ottenere alcune agevolazioni da parte dello Stato. E poi la spinta al rinnovo dei contratti: sono stati stanziati quasi 2 miliardi di euro per i rinnovi contrattuali con aliquota agevolata del 5%, diciamo, per redditi molto bassi. E la patrimoniale, eccola qua, la patrimoniale è quella che vogliono le opposizioni: nuovo attacco sul fisco, basta favori, a chi guadagna di più bisogna redistribuire la ricchezza, cioè chiedere diciamo, una tassazione più importante per i più ricchi, che è diciamo, l'antitesi del mondo liberale, no? Quindi insomma è chiedere ovviamente una forzatura al governo. Guarda, la parola la spiega bene in questo riquadro. Che cos'è la patrimoniale? Lo spiega il Corriere: è un prelievo fiscale sulla ricchezza netta, può colpire beni mobili e immobili e può essere temporanea, permanente, progressiva o con una percentuale di prelievo
fisso. Questo è quello che vuole il centro-sinistra. Come si calcola il livello di tassazione e di quanto è aumentato? Secondo i dati del governo la pressione fiscale oggi è al 42,8%, diciamo, si pagano di tasse metà di quello che si guadagna. Immagina quanto insomma, siano contente le imprese, gli imprenditori, i lavoratori autonomi, insomma, è tutto questo mondo. Repubblica, eccola qua, Giorgetti e la manovra, massacrati, sempre Giorgetti, le parole del ministro, critiche appunto come dicevamo prima da Istat, Banca Italia, difendiamo il ceto medio, insomma il refrain è sempre quello, no? Giorgetti che difende, Schlein che attacca. Altre notizie in pagina, la privacy, scorsa sul caso privacy, pronto a dimetterli, vi faccio vedere anche questa notizia che se abbiamo tempo la approfondiamo perché è una storia che racconta Gianni Riotta, è una storia diciamo molto bella nella sua drammaticità. Mio figlio suicida per colpa dell'intelligenza artificiale, adesso è una mamma che chiede giustizia, intervistata appunto da Gianni Riotta appunto sulle pagine di Repubblica. Poi andiamo a vedere altre prime pagine. Giustizia apre diversamente il quotidiano La Stampa, qua si va sul referendum diciamo, per la riforma della giustizia, il vantaggio del sì, e poi sotto nell'occhiello manovra, Giorgetti e Banca Italia e Istat massacrati da chi può farlo, ma siamo nel giusto. Di questo è il racconto. A proposito di referendum, c'è anche tanta cronaca che arriva dagli Stati Uniti, Michele, perché insomma probabilmente si potrà uscire dallo shutdown, come dice il presidente Donald Trump, si potrebbe mettere fine allo shutdown, e poi diciamo, un altro tema è quello dell'Obamacare, cioè la sanità, che è un tema molto sentito negli Stati Uniti. La carta di Trump, $2.000 ad ogni americano, significa insomma far uscire un po' dalla crisi che è ancora permanente negli Stati Uniti. Poi il grande tennis, eccolo qua sempre dalla Stampa, perché a Torino sono partite le ATP Finals, diciamo, con gli 8 giocatori più forti del mondo, tra questi ce ne sono 2 italiani, Sinner e Musetti, che parteciperanno insieme appunto ai più forti del mondo. Dicevo, sul referendum della giustizia vi faccio vedere insomma chi è d'accordo e chi no. Eccolo qua perché lo mette bene in pagina La Stampa, che ci ha aperto con questo tema. Chi è favorevole? Cioè, questo referendum in qualche modo potrebbe essere, molti lo accostano, diciamo, dal punto di vista anche, come dire, di lettura politica, a quello che ha fatto Renzi con la riforma costituzionale. Giorgia Meloni non lo ha personalizzato, però è chiaro che è una risposta diciamo, più o meno convinta all'azione di governo. Quindi in questo momento il sì è avanti di 10 punti, ma un italiano su 3 si dichiara indeciso. E questo è un sondaggio di Alessandra Ghisleri appunto sulla Stampa. La battaglia si giocherà più sulla narrazione. Lo ricordiamo, questo referendum dovrebbe andare al voto tra marzo e aprile. Ritorniamo sulle prime pagine, poi ci sono insomma spiegato insomma, quale tipo di elettori, chi è più favorevole di altri o meno favorevole di altri, insomma ovviamente i sondaggisti fanno il loro lavoro. Ritorniamo invece sulle prime pagine per andare a vedere un po' in generale che cosa ci raccontano. Andiamo con un altro quotidiano generalista, eccolo qua, Il Messaggero. Stanno arrivando le assunzioni in sanità, in corsia 7.300 nuovi infermieri e medici, il ministro, le condizioni migliori per fermare la fuga, ma diciamo, il lavoro preoccupa. Ci sono 5 milioni di italiani, qualche giornale lo mette in pagina, che non ci sono più, diciamo, nel tempo, negli anni se ne sono andati e sono già all'estero. Poi vendicava le donne, notizie di cronaca, adescando i traditori, condannata a 2 anni, revenge porn e stalking, le accuse alla donna che metteva alla prova i mariti e poi riferiva alle mogli, insomma una tentatrice al contrario. Andiamo a vedere un po' di quotidiani politici, eccolo qua, Il Giornale, così la sinistra aiutava i ricchi, memoria corta, ovviamente il rimando di responsabilità. Draghi, quando Draghi tagliò l'IRPEF ai redditi alti, con il sì dei Dem e dei 5 Stelle, Banca Italia non protestò. Giorgetti, massacrati ma siamo nel giusto, ai ceti bassi 18 miliardi, classe media italiana, la più stangata al mondo.
poi il nuovo sindaco di New York, Mamdani, in moschea al grido di Allah Akbar, insomma un'esagerazione in qualche modo del quotidiano Il Giornale. Poi andiamo a vedere altri quotidiani, il Salasso, il grande Salasso, chi paga veramente le tasse, altro che ricchi favoriti, gli stipendi sopra i 2.000 euro coprono il 63% dell'IRPEF. Il caso Draghi lo rimette in pagina anche il quotidiano Libero, insomma diventa una lettura chiaramente politica orientata. Draghi nel 2021 fece un altro mini taglio, ma allora Banca Italia non protestò. Sulle regionali, qui c'è una foto di Fico, diciamo che racconta a pugno chiuso, scandalo Fico e rivolta per la scorta in trasferta, insomma, però questa è diciamo per lanciare il tema delle regionali, perché il centrosinistra si sta mettendo tutte insieme, diciamo, per cercare di vincere. In questo momento, secondo i sondaggisti, sono in vantaggio in Campania, quindi vedremo, c'è una partita che ovviamente seguono con grande attenzione quelli del mondo del campo largo del centrosinistra. Vediamo ancora il Fatto Quotidiano sulla riforma della giustizia, parla Casson che lavorò a Venezia con Nordio era contro le carriere divise, ha tradito la sua storia, si cercano ancora retroscene, insomma, sulla riforma della giustizia, che il ministro però poi ha argomentato e anche cambiando idea, insomma questa è la riforma, vedremo cosa succederà poi al referendum. Questo è il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere, abbiamo altri quotidiani, eccolo qua. Domani manovra, vietato criticare la destra, Giorgetti attacca Banca Italia e Istat, anche questo diciamo una lettura un po' forzata, diciamo, dal campo dei riformisti di centrosinistra. Bortolozzi, il convegno a Capri, la motovedetta della Guardia di Finanza prenotata 10 giorni prima, quindi ancora un caso che riguarda il capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio. La Bortolozzi, ricordiamo, magistrato di Gela, che è una figura apicale appunto del Guardasigilli, dell'ufficio del Guardasigilli. A te, Michele. Grazie, facciamo una breve pausa, subito dopo due ospiti importanti di Fiepet Confesercenti. Parleremo dell'allarme igiene nei locali della Movida. State con noi. Buongiorno Sicilia, a più tardi. Pochissimo e ci siamo. Buongiorno Sicilia, abbiamo due ospiti, il presidente della Fiepet Confesercenti di Catania, Andrea Finocchiaro, con la giacca chiara, e Claudio Leocata, ristoratore e coordinatore provinciale Fiepet Confesercenti di Catania. Fiepet vuol dire la Federazione degli Esercenti Pubblici e Turistici. Parliamo di un certo allarme che c'è in centro nei cosiddetti locali della Movida, soprattutto dopo quello di via Sant'Euplio, un ristorante che è stato chiuso dopo un'ispezione dove hanno trovato scarafaggi in cucina, un topo morto negli spogliatoi, frigoriferi sporchi, alimenti scaduti e poi anche dipendenti senza contratto. Ma la lista della spesa non finisce qua, perché in un bar del centro è stato sanzionato per avere fornito carne e pesce scaduti. Poi anche altri interventi in locali tra via Montesano e via Marchese di Casalotto. Insomma, qual è il vostro commento su queste vicende che preoccupano parecchio i consumatori, i turisti, le persone che frequentano i ristoranti, che tutto si immaginano tranne che di trovarsi in situazioni di questo genere? Sì, assolutamente sì. Comunque in primis quello che è l'obiettivo, diciamo, delle federazioni è tutelare in primis anche il consumatore, perché comunque se un cliente va a mangiare in un ristorante si aspetta che comunque gli alimenti siano a livello igienico-sanitario il top. Diciamo che su questo punto di vista c'è un po' di discordanza sia da parte, diciamo, dei ristoratori che anche dei consumatori sul diciamo, pubblicare quelli che sono i nominativi del ristorante, dei ristoratori che hanno effettuato queste... Ma di solito non escono. Non escono. Numero uno per una questione di privacy, sì. Anche perché dipende l'illecito.
perché in base alla gravità della situazione potrebbe essere pubblicato oppure no. Su questo punto di vista noi prendiamo un po', diciamo, non le distanze, ma cerchiamo di essere cauteliamo un po' quello che potrebbe essere sia la parte del ristoratore, perché all'interno ci sono anche dei dipendenti, dei lavoratori e tanto altro, però questo non vuol dire che deve essere un giustificativo per dover avvelenare la gente. Ecco, Leocasa, ma secondo lei ce ne possono essere altri? Di problematiche ne possono capitare tantissime. Quello che conta, perché oggi c'è un percorso di filiera che deve essere controllato costantemente. Questo percorso inizia dalla fase di produzione, dalla fase di confezionamento, trasporto e poi stoccaggio nei nostri magazzini. Quindi io da ristoratore mi sento di dire che bisogna mantenere sempre alta l'asticella dei controlli, e per poter fare bene i controlli bisogna fare leva sulla formazione e sull'informazione. Bisogna essere ben informati, dottore Cucuzza. Quindi ognuno di noi, per poter tutelare se stessi e tutelare i consumatori finali, dobbiamo essere a conoscenza di quali sono i corretti manuali della prassi igienica. E chi informa e forma? Allora, ci sono comunque le autorità competenti. Noi ad esempio come Confesercenti abbiamo organizzato anche dei seminari con Forma e all'interno proprio della nostra associazione di categoria. La categoria Sì. sa a quali regole si deve Assolutamente, attenere. anzi facciamo... Ci sono tutti oppure c'è qualcuno che... Diciamo che non tutti partecipano, Non tutti. però spieghiamo le linee guida, ad esempio come conservare il prodotto, la tracciabilità. Diciamo che poi solitamente lo dovrebbe fare anche l'esperto, il medico competente che è all'interno dell'azienda, che compila i manuali dell'HCCP. Ci preoccupa sapere che non tutti partecipano poi a questi incontri, che sono poi quelli che determinano le regole, no? Sì. Esatto, non tutti partecipano, non solo, ma sottovalutano l'argomento. Sottovalutano assolutamente l'argomento, perché oggi le precauzioni non sono mai abbastanza per tutelare i nostri consumatori, ma così per tutelare anche noi stessi. Certo. Perché se arriva un alimento contaminato da una salmonellosi, l'utilizzo dei dispositivi individuali ci permette a noi di tutelarci da eventuali contagi, e grazie alle nostre esperienze poter tutelare anche i nostri consumatori. Quindi è importante essere informati, è importante essere formati, e quindi cercare di prevenire l'eventuale contagio. Ma è vero che c'è una concentrazione nei locali della Movida di irregolarità, o è una cosa un po' tanto perché va di moda oggi parlare della Movida? Diciamoci la verità. I controlli parlano chiaro. Dunque, è vero. I controlli parlano chiaro, sì, ma infatti su questo punto di vista, proprio che si parlava sulla pubblicazione o non pubblicazione, diciamo, dei nominativi, noi ci vorremmo anche un po' ispirare a quello che è il modello, un modello diciamo americano, dove le autorità competenti che fanno i controlli dovrebbero affiggere proprio sulla vetrata del locale la qualità, diciamo, di quel ristorante. ABC infatti viene nominato con 2 lettere A, B e C in base alla pulizia del locale. E com'è? Il massimo è? Il massimo è l'A, il B è in mezzo, il C che comunque è un locale sporco. E chi la fa questa cosa? Le autorità di competenza, ad esempio in America ci sono le autorità sanitarie che affiggono proprio sulla vetrata del locale questa lettera e lasciano libero il consumatore di scegliere se andare nel locale pulitissimo, nel locale comunque un po' più sporco. Certo che poi comunque su diverse valutazioni può aumentare. Ma di conseguenza i prezzi sono proporzionali. Se uno va in un locale con la C dovrebbe pagare di meno. Diciamo che comunque non c'entra nulla il prezzo con la qualità. Diciamo, parliamo di problema sanitario. Dunque, se un controllo ispettivo verifica che quel locale, intanto con una C dovrebbe essere chiuso in questo caso, perché poi tutto dipende anche diciamo, qual è l'illecito, perché se noi parliamo e vediamo spesso nei giornali quando si parla sequestrati alimenti senza tracciabilità, se io metto il nominativo del ristorante sul giornale, la persona in ignoranza va a capire che in quel locale si mangia male, però a volte, se noi stiamo attenti, c'è scritto prodotto non tracciabile che viene distrutto, in quel caso non è alimentare, oppure viene donato alle associazioni caritatevoli. Se un ristoratore scende in pescheria e compra 1 chilo di alici freschissime, che non ha nessun problema igienico-sanitario, ma non ha la tracciabilità, dunque non sappiamo da dove deriva quel prodotto, è sempre un illecito.
È un'idea. È sempre e quali illecito. sono allora le vostre regole standard? Noi Quelle consigliamo intanto principali, per farci capire. Consigliamo sempre di fare un buon uso del manuale dell'HACCP e una buona Di che correzione. cosa? Manuale dell'HACCP, Che cos'è? che permette un'analisi attenta sui controlli dei processi della produzione e in più i Sulla dispositivi, qualità, quindi, esatto, giusto? l'analisi dei controlli, i punti critici della fase di produzione. Così come è importante compilare bene i documenti di valutazione rischi per un eventuale trasferimento di responsabilità. Il documento valutazione rischi ci permette di analizzare chi sono i nostri fornitori, di analizzare eventuali consegne, controlli delle relative temperature per assicurarci che la catena del freddo non sia stata interrotta, e quindi nel momento in cui va a succedere qualche cosa e noi che abbiamo trasformato la materia prima non ci siamo accorti di eventuali contaminazioni, bisogna tutelarsi con il documento valutazione rischi. Se la responsabilità non è mia, a Catania in centro ce l'hanno tutti questo. Ce l'hanno tutti, ma tutti lo compilano soltanto per paura di essere poi sanzionati e quindi esibire un documento all'ispettorato sanitario. Questo documento non va compilato per tutelarsi da un eventuale controllo. Questo va compilato per tutelare se stessi da delle responsabilità magari di altre persone. Beh, le fa quindi se le fa onore che lei dica questo. In percentuale quanto siamo? Adesso attenzione perché basta. Io lo sento dire spesso questa cosa. Qui. Direttore, sento dire spesso questo documento va compilato perché se arrivano i controlli ti sanzionano. Il documento va compilato per tutelare noi stessi e quindi poter trasferire eventuali responsabilità di altre persone. Se mi arriva un suggelato già sciolto, io lo devo rimandare indietro, perché io con la mia professionalità, con la mia formazione e informazione a me stesso e ai miei dipendenti, chi si occupa di controllare deve accorgersi se la catena del freddo è stata interrotta e rispedire indietro gli alimenti non trasportati bene. Sono regole della vostra federazione, però io... sono regole nazionali. Perfetto. Le chiedo, come mai però poi, è un caso, sarà un caso, ma fatto sta che hanno trovato, scusate l'ora, magari qualcuno fa prima colazione, un topo morto e scarafaggi in cucina. Questo non c'entra con quello che avete detto prima. Assolutamente. In questo caso noi siamo d'accordo che il nome del ristoratore debba essere comunque pubblicato, perché lì parliamo di una... non un problema di tracciabilità di quel prodotto che parlavamo, ma proprio di scarsa igiene. Dunque noi rischiamo di intossicare qualcuno, però dobbiamo stare anche attenti perché è successo nel 2021 un caso sul lago di Verbania dove un noto ristoratore 2 stelle Michelin, dunque parliamo di un livello anche abbastanza alto, dove durante un matrimonio intossicò 53 persone con delle vongole. Attenzione a questa cosa, fu pubblicato su tutti i giornali dove in primo grado fu condannato e in secondo grado però in Cassazione fu assolto perché il caso non sussisteva. In questo caso come ci comportiamo? Cosa è successo? Che la difesa riuscì a controllare e a verificare che le vongole avevano un batterio che lo chef non poteva verificare perché le vongole erano freschissime, dunque il problema non è stato suo, ma questo ristorante ha avuto un danno enorme di immagine, ha perso anche le 2 stelle Michelin, dunque dobbiamo stare cauti su questa cosa e capire veramente la gravità, perché fino a quando parliamo di tracciabilità di prodotto o una cosa del genere si deve approfondire, dunque non dobbiamo dare in pasto, diciamo, ai ristoratori. Però giusto anche il contrario, c'è chi può sfuggire a, diciamo, gli standard vostri? No, gli standard devono essere mantenuti e poi quello che diciamo noi è sempre importante lavorare nel massimo stato di sicurezza, perché primo per noi stessi e poi io, se posso svelare un mio segreto professionale, oggi lo voglio fare e mi rivolgo a tutta la categoria dei ristoratori. Noi quando facciamo delle trattative e dei clienti vengono a visitare la nostra struttura perché vogliono prenotare un matrimonio, dottore Cucuzza, noi gli facciamo visitare le cucine, noi gli facciamo visitare i bagni e questo per me è non solo un motivo d'orgoglio ma anche una forma di marketing.
e questo ci permette di poter trasferire la fiducia che è importante, che va a cercare il nostro consumatore finale, e quindi li mettiamo in condizione di poter visitare le nostre celle frigorifere, le nostre cucine, e quindi io ne sono orgoglioso, e così devono essere anche gli altri ristoratori. Ma lo fanno gli altri? No, perché mi dicono che nessuno gli dà questa possibilità di verificare lo stato delle cucine. Ovviamente non è un ambiente che può essere così visitato chi in non questi gliela momenti. dà la possibilità? Chi è? I ristoratori non hanno così quella accortezza e quella trasparenza di poter far visitare le cucine, perché la maggior parte delle volte sono sporche. Quindi allora dobbiamo chiudere, il tema è interessantissimo e anche, devo dire, Abbastanza caldo. L'ultima cosa che vi chiedo è questo: come facciamo noi a essere tranquilli? Cioè, io vado in un ristorante, uno qualunque, parliamo in questo caso del centro della Movida di Catania, ma potremmo essere dovunque. Come faccio a essere tranquillo che ci sia igiene e tracciabilità? Significa che so che cosa mangio. Allora, ecco. come diciamo, dobbiamo anche istruire quelle che sono le autorità competenti, visto che noi siamo bravi anche a ispirarci alle cose dell'estero, alle attività dell'estero, cercare di comunque sensibilizzare le autorità competenti che quando fanno il controllo di mettere queste tabelle con il grado di pulizia affisse nella vetrina enorme del ristorante, in modo che un cliente è libero di accedere a un ristorante della serie A, B o C in base al grado di pulizia. Dunque, se io vado in un ristorante C, proposta? è una nostra proposta, sì, perché se io vado in un ristorante dove ha la lettera C, sappiamo che il controllo che è stato fatto ha diciamo, una scarsa igiene sanitaria. Dunque io mi prendo la mia responsabilità di quello che succede all'interno. Poi se il ristoratore riesce a cambiare, se avviene un altro controllo, può aumentare o rimanere sullo standard qualitativo pulizia. Questo è simile al format dell'AIC, Associazione Italiana Celiachia. Noi abbiamo delle cucine autorizzate e quindi soggette a controllo, perché questo è importante. I controlli ci debbono essere nei soggetti autorizzati, dove già utilizzano questa sorta di trasparenza consigliata dal dottor Finocchiaro e vengono rese pubbliche, vengono da me spesse volte a fare controllo, poi ci danno la valutazione e rendono pubblica sui social il nostro stato dei luoghi trovato. Quindi dagli ispettori. La strada è importante qua. Questa cosa. Queste nuove classifiche proposte dalla FIEPET, ma comunque renderle pubbliche. Più diffusa è la cosa, più sicurezza ho io. Dobbiamo essere tutelati da entrambi i lati, sia il ristoratore, che non deve essere mandato in pasto, diciamo, alla stampa, perché poi ognuno può interpretare, ormai sui social vengono attaccati anche per piccolezze, come spiegavamo la differenza tra la tracciabilità, un prodotto idoneo e non idoneo. Però in questo caso noi, affiggendo questa tabella igienica sulla vetrina, noi diamo al consumatore la possibilità di scegliere cosa andare a fare. E c'è speranza che la fanno sta cosa? Noi possiamo proporla, poi deve essere le autorità competenti ad assorbire questo nostro messaggio. Lavorare anche sull'online, che non è modificabile, perché la vetrina chiunque potrebbe magari staccarlo. Ecco, fa vedere, vediamo quindi dice, sai, è volata, il vento l'ha portata via durante... Questa è la classifica. Speriamo di trovare sempre A e non altro. Va bene, grazie mille per essere stati con noi e anche per aver risposto in maniera come dire, franca alle nostre domande. Adesso ci fermiamo un po', tra poco ci sarà un magistrato e anche scrittore, parla degli esordi di Baudo, che purtroppo ci ha lasciati, e però del grande Tuccio Musumeci. State con noi, buongiorno Cecilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì prevarrà il sole al centro-nord e sulla Sardegna, mentre al sud avremo qualche isolato debole fenomeno, ma poi in esaurimento, così come sulla Sicilia, dove il contesto sarà piuttosto variabile. Avremo dei rovesci di pioggia, in particolar modo sul versante tirrenico, mentre sul resto dell'isola alternanza tra sole e nuvole. Attenzione ai venti, perché questi soffieranno sostenuti sulle coste, con mari di conseguenza mossi, e le temperature massime oscilleranno fra i 18 e i 20 gradi, qualche grado in meno nell'entroterra. Per la giornata di martedì avremo ancora una volta alternanza tra sole e nuvole, della nuvolosità irregolare sul versante tirrenico, dove ancora sarà possibile qualche locale goccia di pioggia.
Le temperature massime non subiranno particolari variazioni, saranno dunque ancora una volta stazionarie e la ventilazione nell'arco della giornata tenderà gradualmente ad esaurirsi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Eccoci qua, io ho in mano il libro che è realizzato dal nostro ospite, I nostri esordi. Si vede la fotografia più grande qua di quinta. Santino Mirabella, che è il magistrato, scrittore, benvenuto, e lì c'è il grande Pippo che purtroppo ci ha lasciato recentemente e il grande Tuccio Musumeci. Bellissima questa idea di raccontare gli esordi di due grandi, diciamo catanesi, anche se Pippo Baudo non era proprio della città. Come l'è venuta? Ma tutto deriva dalla necessità intanto di omaggiarli proprio, perché io ho avuto nella vita molte fortune. Una di queste è essere un grande amico di Tuccio Musumeci e con gli anni quindi riuscire a entrare nel cuore anche di Pippo Baudo, perché Super Pippo ovviamente tutti noi gli vogliamo bene come Super Pippo, e diventare amico nella sua sfera privata è stata l'ennesima gioia che ho potuto avere, e credo che era il momento di omaggiarli non solo singolarmente, perché ognuno di loro ha una sua autonomia assolutamente unica, chi nel teatro, chi nella televisione. Una volta che loro in realtà nascono come coppia, io credo che forse sia bene ricordarlo. Questo non tutti lo sanno, allora ricominciamo da lì. Nascono come coppia? Sì, perché praticamente erano amici dai tempi della scuola, anche se facevano scuole diverse, però si erano conosciuti proprio all'epoca della scuola. Poi hanno iniziato a foraggiarsi a vicenda in questa loro passione verso l'aspetto spettacolare della vita, quindi verso lo spettacolo, verso il varietà. E loro... però avevano in teoria un destino diverso, perché Baudo cosa doveva diventare? Avvocato? Baudo doveva diventare avvocato, era il sogno di suo papà di diventare avvocato. E Tuccio Musumeci? E Tuccio era o fare il medico oppure anche il pilota, perché era frutto della storia della sua famiglia. Pilota? Sì, sì. No, la famiglia Musumeci dei Gaetani, e quindi avevano queste due strade segnate. Strade segnate. E invece? E loro fingevano di studiare assieme. Io lo racconto nel libro, che Tuccio mi diceva che loro avevano i libri, ma in realtà si organizzavano per fare tutt'altro. Poi quando entrava il papà di Pippo Baudo li vedeva e era tutto contento: bravi, state studiando. Ma diceva Tuccio, come possiamo studiare assieme? Perché Tuccio era in medicina, Pippo era in giurisprudenza, quindi è ovvio che non potevano studiare assieme. Però insomma davano questa impressione alla famiglia. Figuriamoci che Pippo aveva i vestiti, lo smoking, tutti questi vestiti anche bianchi, che li teneva però a casa di Tuccio, anzi meglio dire dalla portiera, proprio per non far vedere alla sua famiglia che invece stava prendendo quella strada. In portineria, sì, da Tuccio. E poi a un certo punto c'è la svolta che cosa dicevano uno dell'altro? Ma erano veramente la vera classica coppia, perché c'era Pippo raccontava a Tuccio che, come si vede nella copertina del libro, che è una foto fatta quando Pippo presentò il primo libro che avevo fatto con Tuccio in scena. Questo invece I nostri esordi è con Arianna Edizione. Baudo che ride a crepapelle. Baudo ride, e infatti diceva sempre che non potevano fare più di tanto lo sketch e tirarlo troppo a lungo, perché Pippo si ammazzava dalle risate, come diciamo noi a Catania, si ammazzava dalle risate. E quindi Tuccio entrava, diceva qualche cosa, Pippo doveva replicare, ma in realtà poi rideva. E poi avevano anche fisicamente questa accoppiata così particolare, così quello lungo, alto, insomma avevano un'alchimia che sembrava inscindibile, è rimasta inscindibile nella vita, ma non artisticamente, perché poi hanno preso strade diverse. Esatto. Ma erano amici, però si frequentavano. Molti amici, sono rimasti molti amici. Quando organizzammo la festa a sorpresa per gli 80 anni di Tuccio, Pippo è venuto e si è sistemato dietro il sipario del Teatro Brancati. Tuccio entrò lì pensando, gli avevamo fatto credere che era un'intervista che bisognava fare. Si è aperta questo sipario e c'era Pippo, c'era
Nino Frassica, c'erano tanti che, salvo la Rosa, che eravamo tutti messi là dietro, che gli abbiamo fatto la sorpresa aprendo. E Pippo si commosse. C'è il filmato di Pippo che mentre lo ricorda si interrompe perché si commuove, perché sono rimasti due fratelli che io ho detto poco fa che non si sono più incontrati, in realtà hanno fatto per esempio 7 voci, insomma delle cose assieme le hanno fatte. Però diciamo ovviamente uno rappresenta la televisione per eccellenza, uno il teatro per eccellenza. L'esordio, siccome per chiudere il libro è I nostri esordi, l'esordio professionale dei due, ce lo vorrei ricordare, sono in collegamento o staccati ognuno per i fatti suoi? In televisione ovviamente Pippo partì perché voleva fare questo provino, ma Tuccio era già rimasto, aveva già iniziato nella prima rappresentazione del teatro, di quello che ora è il Teatro Stabile, all'epoca si chiamava Ente Teatro Sicilia, e nella prima rappresentazione Tuccio Musumeci già c'era, quindi era entrato un po' nel teatro. Pippo passeggiava fuori al Teatro Musco perché dice tu cerca di entrare tu e poi mi chiami a me. In realtà poi Pippo partì per fare il provino alla RAI e da quel momento in poi Pippo è diventato la RAI. La RAI, grandioso. Santino Mirabella, questo qui è il libro I nostri sordi, Pippo Baudo, raccontato da Tuccio Musumeci e viceversa, in realtà raccontato dal nostro ospite. Complimenti. Grazie dell'invito. Alla prossima. Alla prossima. Non mi mancherà. E grazie per essere stato con noi. Tra poco dovremmo collegarci con Palermo. Torneremo a parlare di commercianti, negozi, brand, marchi, eccetera, perché c'è una certa agitazione per le grandi case che cominciano a entrare nel centro storico della città. Tutto questo tra poco. Grazie ancora a Santino Mirabella. I nostri esordi, edizione Arianna, mi ero dimenticato di dirlo prima. A più tardi, state con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, tra poco andiamo a Palermo con il nostro Marco Gullà, anzi possiamo dargli subito la linea, lo vedo in collegamento con Mario Attinasi che è presidente di Assoimpresa, perché parliamo con lui. Benvenuti a entrambi, naturalmente il grande Marco lo conosciamo tutti, perché il tema lo introduco io, poi vai tu Marco. I grandi marchi cominciano a entrare nel centro, da grandi marchi commerciali, nel centro della città. Confcommercio dice è una grande opportunità. Confartigianato dice no, sono preoccupata perché c'è una concorrenza sbilanciata. E Assoimprese che dice? Marco, vai. Sì, intanto chiedo alla regia se è possibile aumentare un po' il ritorno audio dallo studio. Mario, buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Assoimpresa che dice? Come vede subito, entriamo in tegolo tra l'altro su un tema abbastanza delicato, i grandi brand che vogliono fare un'incursione nel centro storico, c'è chi dice no, come cantava Vasco Rossi, c'è chi dice sì, tu invece cosa dici? Ma questo è un tema dei grandi marchi nel centro storico di Palermo che comunque va avanti da diversi anni e purtroppo non è stato possibile attuare questa politica commerciale perché c'era una norma, c'è ancora veramente una norma che lo impedisce, perché impedisce l'insediamento delle medie strutture nel centro storico di Palermo. Adesso finalmente dopo tanti anni l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere il via libera dall'assessorato regionale all'ambiente e nel giro di penso un paio di mesetti la pratica dovrebbe essere, questa norma dovrebbe essere appunto esitata dal Consiglio Comunale. Questo finalmente le potrà permettere l'insediamento delle medie strutture. Finalmente, ha detto finalmente Michele. Sì, quindi vuol dire sì. Sì, naturalmente noi siamo a favore perché ecco. Guardate, ormai i negozi di vicinato stanno scomparendo, quindi io non capisco questo conflitto di interesse con negozi che non ci sono quasi più, perché ricordiamoci bene che alcune, parliamo di problemi seri, hanno di fatto quasi desertificato
la presenza dei centri e dei negozi di vicinato nel centro storico di Palermo, ma anche, io ritengo, in tanti centri storici della Sicilia. Quindi l'avvento dei centri commerciali, per esempio, è una di queste motivazioni. La vendita online, la ZTL su Palermo, quando è stata immessa, ha provocato tanti problemi dell'impossibilità di poter raggiungere appunto questi negozi di vicinato, che via via sono scomparsi, sono rimasti veramente pochi negozi. Quindi per quanto ci riguarda, la presenza di grandi marchi, la presenza di brand importanti, come per esempio su via Roma c'è Rinascente, è attrattiva dal punto di vista della gente che viene nel centro storico, e quindi lì, da quel punto di vista, anche i piccoli negozi potrebbero essere facilitati, potrebbero essere aiutati. Quindi anzi è il contrario che può accadere in questi casi. E poi naturalmente bisogna pensare al decoro del centro storico, perché anche da questo punto di vista c'è molto da fare. C'è un problema che è abbastanza recente, se voi pensate alle famose zone rosse che avvengono nel centro storico, nei centri storici, e questo purtroppo anche provoca nei confronti degli avventori dei timori nel raggiungere la sera magari alcuni negozi del centro storico di Palermo. Difatti, da questo punto di vista io non le chiamerei zone rosse, ma anzi le chiamerei zone sicure, perché se c'è da parte delle forze dell'ordine, delle autorità, una volontà a proteggere queste zone, appunto potrebbero essere chiamate zone sicure. Assolutamente sì. Michele, ne approfitto per fare un'altra domanda al presidente di Assoimpresa. Quindi si parlava di grandi brand, quindi brand che possono anche in questo caso impreziosire parti della città, appunto come via Roma. Se tu vedi via Roma adesso, Michele, rispetto a decenni fa, è vero, insomma, è una zona, un'arteria desertificata, sempre ovviamente sul tema del commercio. Prima invece via Roma era davvero la via dello shopping a Palermo, anni 80, anni 90, Mario. Però c'è un altro, non problema, però sicuramente un'altra geografia commerciale che sta cambiando, perché ad esempio se noi andiamo su via Macheda, adesso via Macheda è diventato un corridoio di ristoranti, di trattorie. Non tutti ovviamente gradiscono, diciamo, questa trasformazione strutturale di una via storica di Palermo. Ma come in ogni cosa penso che ci voglia un certo equilibrio. Probabilmente in quella strada, che è anche piccola, diciamo stretta, si sono date troppe autorizzazioni per quanto riguarda il settore del food, ma penso che da questo punto di vista l'amministrazione comunale abbia fatto un po' una marcia indietro. Quindi mi pare che con una norma che è stata approvata nei mesi scorsi all'interno del centro storico, perché questa norma, che è una norma nazionale, può essere attuata in tutte le città d'arte, per preservare appunto la questione architettonica, monumentale, eccetera, e allora lì si crea un limite nella autorizzazione dei negozi, soprattutto quelli food, ma soprattutto quelli food anche che non siano di identità culturale siciliana, e di questi purtroppo ne sono nati tanti e fanno anche una concorrenza sleale, perché vendono anche alcolici oltre mezzanotte, eccetera, eccetera. Quindi di fatto ci vuole anche un controllo del territorio affinché appunto si tenga un equilibrio tra quello che può essere un'attività commerciale che viene effettuata in maniera assolutamente legale, con quelle che invece sono le attività che, tra virgolette, potrebbero essere illegali. La via Roma rispetto a via Macheda naturalmente ha un'altra identità, perché ha anche un'altra conformazione, e nel tempo, devo dire, per causa quei problemi appunto che dicevo io, nascita centri commerciali eccetera, via via si è svuotata di negozi. Adesso sembra che ci sia un ritorno all'insediamento commerciale, e questa norma che permette all'insediamento di attività commerciali medie strutture, quindi parliamo di marchi un po' più importanti, potrebbe aiutare alla rinascita di questa arteria
importante di via Roma, perché anche dal punto di vista architettonico devo dire che è una strada diciamo che merita. Però molti commercianti, Michele, vuoi intervenire o faccio un'altra domanda io? Vai avanti, tranquillo. Molti commercianti purtroppo però, Mario, a Tinasi hanno dovuto abbassare la saracinesca per diversi motivi, dalla pressione fiscale, l'e-commerce che ovviamente ormai purtroppo per loro, purtroppo per i tanti commercianti anche storici ormai ha preso il sopravvento, quindi pressione fiscale, e-commerce e centri commerciali, diciamo le tre cause che hanno spinto tanti vecchi esercenti storici anche del capoluogo a doversi arrendere, a dover abbassare la saracinesca. Non soltanto nel centro storico, ma anche in altre parti della città. Questo è un altro tema, il tema che riguarda diciamo, la pressione fiscale delle attività imprenditoriali è un tema che attanaglia il settore delle imprese da tanti anni. Lì probabilmente il governo nazionale dovrebbe avere anche più coraggio ed affrontare finalmente un progetto di defiscalizzazione. E lì è un tema che si affronta però in maniera un po' diversa. Noi abbiamo visto ora in questa finanziaria che con un aiuto per esempio per diciamo il ceto medio già le opposizioni insorgono dicendo che è una penalizzazione per il ceto più basso, quindi non si è mai contenti, però di fatto le imprese in Italia fanno da traino per tutta l'economia. Quindi per l'occupazione, quindi la questione sociale, per la questione economica. In Sicilia c'è stata una crescita rispetto alle altre regioni interessante. Qui ha giocato molto anche il settore turismo, quindi per esempio le attività legate all'extraalberghiero, sono nate tantissime attività ricettive, anche le attività dei pubblici esercizi, perché è vero è che c'è stata una chiusura lenta ma inesorabile dei classici, permettetemi di dire, negozi di vicinato, ma c'è stata l'apertura di tante attività, quali ristoranti, Va bene, bar. siamo in chiusura, Naturalmente Marco. bisogna fare anche un altro ragionamento. Dobbiamo concludere, ci fermiamo qui provvisoriamente, naturalmente vedremo gli sviluppi e ci farà piacere seguirla anche con Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa. Grazie anche al nostro collega, naturalmente Marco Cucullà, ci rivedremo con lui fra poco per il telegiornale di Antenna Sicilia. Adesso è il momento di tutt'altro, lo sapete già, è il momento dell'oroscopo. Eccoci qui, cerchiamo notizie dalle stelle con Marco Amato, eccolo. Ciao Marco, benvenuto. Buongiorno Michele, buongiorno Sicilia, buon inizio settimana. Oggi vorrei inaugurare la settimana parlandovi di un bellissimo atto di amore per l'arte, ovvero mi ha colpito molto l'azione di Taylor Swift, dove l'arte cita l'arte, la musica incontra l'arte, come nel suo ultimo LP Taylor mette una canzone dedicata a Ofelia, ispirandosi proprio al quadro di Heiser che vede questo corpo di donna e questo vestito fluttuare tra le acque e i fiori. Personaggio della tragedia shakespeariana e si lascia abbandonare, si suicida praticamente sul fiume, lasciandosi annegare in mezzo alla bellezza dei fiori e allo scorrere del flusso delle acque. Ebbene, Taylor ribalta un po', rivisita il destino di Ofelia dicendo: se non fossi arrivato nella sua canzone sarei annegata di silenzio. Ebbene, ancora una volta una citazione che salva un po' il soffocamento affettivo che spesso viviamo in quest'epoca contemporanea. Taylor è una Sagittario ed essendo come un centauro metà uomo, metà animale, i centauri erano brevissimi conoscitori dei segreti che legavano l'uomo alla natura. Costruirono i primi farmaci, i primi rimedi. La natura e l'uomo sono sempre costantemente in simbiosi, come l'arte cita sempre l'arte.
E oggi una luna splendida in Cancro si congiunge a Braccio Giove, aspirazioni magnifiche per tutti i segni zodiacali, per cui Ariete troverà qualche difficoltà al lavoro, ma che vedrà come un obiettivo da superare, quindi gli Ariete carburano in termini di sfida. Toro, perfetto per voi questa luna che espande finalmente le vostre ambizioni pratiche e sentimentali. Gemelli, dovete avere davanti una strategia comunicativa ed economica, oggi un pochino di serietà pragmatica. Cancro, per voi oggi è un trionfo zodiacale, proprio perché la luna, la vostra signora, è nei vostri gradi e si congiunge al fortunoso e grande Giove. Cosa chiedere di più, visto che ci sono anche i trigoni di Nettuno e Saturno e quelli con la potenza solare ancora in Scorpione. Leone, per voi è una giornata molto empatica, oggi i sentimenti e le debolezze sarete disposti ad ammetterle pure voi che siete le sue altezze reali. Vergine, per voi è una giornata piena di amici e di lavoro di squadra, ottima e fortunata, si vince in squadra, non vi interessa vincere da soli, oggi avete questo tipo di trionfo. Bilancia, qualcosa vi tiene ancorato invece ad uno stato di cose che non riuscite ancora ad evolvere, ancora un piccolo sforzo e troverete la quadra. Scorpione, per voi è ottimo perché la Luna e Giove congiunti sono di trigono, quindi c'è un benessere che si espande sempre di più. Sagittario, per voi una ripresa perché la Luna tocca il vostro pianeta Giove, quindi più fortemente emotivi e più fieramente sentimentali. Capricorno, per voi tutto questo è in opposizione, per cui oggi dovete fare fronte a spese e a organizzazione un po' di tutte le strutture. Acquario, per voi oggi la fantasia regna sovrana, non che per voi sia una novità, ma sicuramente dovrete imparare, come dice Seneca, se non poter dirigere i venti, orientare quantomeno le vele. Pesci, per voi è splendido perché i trigoni di Luna e di Giove su Saturno e Nettuno che ospitate vi rendono magnifici al lavoro. E detto questo, auguro a tutti una splendida settimana. Grazie Buongiorno, Marco, Sicilia. altrettanto a te, alla prossima. Adesso è il momento di dare un'occhiata ancora ai quotidiani con Luca Ciliberti. Grazie Michele, un po' di notizie, diciamo, di curiosità che segnano anche, come dire, il sociale in questo paese e nella nostra isola. Partiamo da questo, ne avevamo parlato prima con la rassegna stampa, nell'Italia, diciamo nell'Italia dei vecchi, no? Continuano a nascere sempre meno bambini e continuano a vivere, ad esserci sempre più monofamiglie. Cosa sono le monofamiglie? Sono quelli che vivono da soli, soprattutto anziani. 4 su 10 fanno parte di queste monofamiglie, nuclei familiari con una persona, quasi la metà degli over 75 sono così, crescono ovviamente le fragilità, questo impatta ovviamente sul welfare del paese. Poi altra notizia che non è sempre una bella notizia, eccola qua, la prendiamo da qua, i giovani in fuga dall'Italia, ne avevo parlato anche prima, le migrazioni fuori dai confini nazionali avvenute negli ultimi 33 anni, pensa tu, ha portato all'estero quasi 5 milioni di italiani per un futuro che manca, soprattutto mancano i giovani, poche opportunità, precari, insomma gli unici contratti. Questo è un bell'articolo, un bel dossier che approfondisce La Stampa. In chiusura, tutti ci troviamo in queste condizioni, noi sì. genitori forzati dal digitale. Genitori forzati. Tutti ci troviamo, cioè, dopo guarda i figli camminano più veloci di noi, c'è poco da fare, quindi Open Day, chat di classe, applicazione algoritmi, così padri e madri per aiutare i figli adolescenti sono costretti a superare il divario tecnologico, crescono anche i corsi per fare diventare digitali i genitori, quindi, insomma le nuove frontiere. Molto giusto, molto vero. Grazie Luca Ciliberti, grazie a tutti voi per averci seguito, ci fermiamo qui per il momento, domani torneremo alle 8 naturalmente con altri colleghi. Buongiorno Sicilia e buona giornata a tutti.